Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi tratteremo come tagliare pene d'amore, perché alcune volte quando una coppia si scoppia o viene in un certo senso tagliata in due, qualcuno soffre, e alcuni miei clienti e amici dei social mi hanno chiesto di dare una mano, e qui il Marietto entra subito in scena. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale Il De Garda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, anche se vi scappa un super like, è sempre ben accetto. Bene, come avete visto, qui useremo il quadrante radiostesico per la valutazione. È un quadrante che potete sempre trovare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org oppure nel gruppo Facebook di De Garda Marietto Veneziano o nel mio diario personale di Face. Bene, si mette qui il testimone, che potrebbe essere una foto, un nome e cognome scritto con data di nascita su un pezzetto di carta, oppure un pezzettino di unghia o un capello, e il testimone è quella persona su cui noi andremo a vedere se questi circuiti che il vostro Marietto vi darà funzioneranno e serviranno a qualcosa. Quindi chiediamo se il taglialegami per pene d'amore funzionerà con questo testimone, e vedete che il pendolino dice di sì, la cosa sarà propositiva, vedete? Bene, fatto questo, siamo sicuri che la cosa è positiva, il lavoro andrà bene, funzionerà questo taglialegami e questo taglia pene d'amore. Cambiamo circuito e vediamo come andrà, se sarà positiva, ma come. Vedete? Il pendolino dice che sarà molto favorevole, quindi queste pene d'amore tagliate con questo circuito funzionerà, quindi questo circuito molto probabilmente funzionerà bene. Vedete che va su molto favorevole. Bene, cari amici, vi ricordo sempre che qui si mette il testimone e il quadrante radiostesico lo si trova nel sito del capitano.altervista.org, nei vari book che il vostro Marietto vi ha dato. E adesso vediamo quante ore. Sempre il testimone qua, si prende il pendolino e vedete che il pendolino dice almeno 7 ore. Sette ore e 10 minuti, come minimo. Bene, a questo punto che avremo visto quanto tempo ci vuole, vediamo qual è il circuito. Questo è un circuito radionico fatto dal grande Picchi e rielaborato dal vostro Marietto Veneziano. Quindi prendete questo circuito, che lo trovate sul sito al capitano.altervista.org o nel mio diario o nel gruppo di Face, mettete qui il testimone, prendete il pendolino e girate per almeno 21 giri. L'ideale sarebbe fin quando il pendolino non si ferma, vedete? O continuate a far girare in senso orario, così, vedete cari amici? In senso orario. Questo qui è proprio un circuito studiato appositamente per tagliare le pene d'amore e rielaborato dal vostro Marietto Veneziano con la cornice per poter sempre tenere pulito il circuito. Qui sopra abbiamo il disimpregnatore e il cerchietto e l'om per non fare in modo di cercare il nord, non avete bisogno delle punte cardinali. Poi in più il vostro Marietto, e questo chiaramente questo circuito lo lasciate per 7 ore in un posto sicuro, che nessuno lo disturbi, o sopra un armadio o dentro un cassetto. L'importante è che il testimone sia qui e non si sposti. Lo lasciate per 7 ore, dopodiché dovrebbe fare azione, eventualmente lo lasciate anche di più, lo rifate questa operazione. Poi eventualmente, se, come si suol dire, la situazione è anche un po' imbrigliata, che ci sono fatture
e magari ci si è lasciati male, a questo punto il vostro marietto ha già fatto una pillola e ha spiegato per difendersi da fatture o energie negative. Questo circuito qui lo potrete sempre trovare nel diario del vostro marietto veneziano. Allora usate sempre il sistema per cercare quanto tempo bisogna metterci sopra il testimone. Voi prendete il pendolino, mettete sopra il testimone e fate in modo che si raggruppi, vedete? Quindi questo è un doppio aiuto, tagliare pene d'amore e proteggersi da energie negative, perché può essere che magari se la coppia si è lasciata qualcuno poi è anche intervenuto a livello vibrazionale magico, quindi per sicurezza tagliamo le pene d'amore e attiviamo una sicurezza in più. Quindi prendete il testimone, lo mettete in centro e lo aggregate col pendolino. Dopodiché, quando avrete visto quanto tempo precedentemente, avendo usato il circuito, il quadrante radiostesico per il tempo, sapete quanto tempo ha bisogno questo circuito per operare, lo lasciate tranquillamente in un posto protetto fino a esaurimento del tempo. Bene, grazie cari amici, vostro marietto per il momento ha finito qui la vostra pillola. Vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi al canale del Degarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!